Benvenuti in questo primo video sul come e dove investire alle Cinque Terre. Parliamo di Rio Maggiore. Rio Maggiore è la prima delle Cinque Terre che incontrate arrivando dalla Spezia, la potete raggiungere in macchina, non c'è tanto parcheggio ve lo dico, in treno o via mare con i battelli. Chi sceglie Rio Maggiore? Allora, Rio Maggiore viene scelta da chi magari vuole più comodità di raggiungimento dell'autostrada perché è la prima, è molto bazzicata anche da chi investe da Spezia o da Lerici o dalle zone limitrofe, ma prettamente chi viene da fuori la sceglie perché? Perché è anche l'inizio della Via dell'Amore. Da Rio Maggiore parte la Via dell'Amore che ora finalmente stanno finendo la ristrutturazione e la messa in sicurezza. Speriamo che nella primavera, estate apriranno la prima parte e entro il 2024 sarà di nuovo completamente percorribile. Rio Maggiore ha due caratteristiche molto belle che sono la marina, dove trovate tutti i localini, ristoranti, bar e caratteristiche dove potete noleggiare anche delle imbarcazioni in maniera privata oppure avete i tour guidati. Ci sono dei graziosi locali anche lungo la via principale che vi porta giù se arrivate con la macchina a piedi e poi abbiamo molto bella la via panoramica che sale poi dalla parte della stazione e dove c'è proprio l'inizio della Via dell'Amore. Di solito il cliente che investe qua è o un cliente che mette a reddito per la stragrande maggioranza o un cliente che decide di comprare anche per un uso privato. Tutta la parte in alto di Rio Maggiore, anche questa è molto visitata e comunque ottima per l'investimento, dove lì trovate anche, oltre ai classici appartamentini nelle case torri, chiamiamole così, delle Cinque Terre, trovate anche dei rustici che sono sparsi anche quelli lungo i sentieri del CAI. Quindi seguitemi nel prossimo video che vi andrò a parlare di Manarola che si può raggiungere anche da Rio Maggiore attraverso la Via dell'Amore.